Angelo Crema, allenatore di Team Trento femminile, sconfitto in semifinale da Padova, che quindi accede alle finali delle Kinderiadi, però per Trento è già un gran risultato essere arrivati fin qua. Angelo. Sì, è un ottimo risultato che abbiamo conquistato ieri con delle buone partite, con delle buone prestazioni, mentre la partita di stamattina obiettivamente era al di fuori della nostra portata, sia per intensità di gioco, per livello di tecnica, per livello di agonismo, e quindi insomma siamo contenti per il momento di essere arrivati qua. Stamattina purtroppo Padova era nettamente superiore a noi. Dove Padova ha fatto la differenza in questa semifinale? Ma un po' in tutti i fondamentali, in difesa noi abbiamo difeso poco anche ieri e oggi insomma questa lacuna è stata ulteriormente evidenziata e questo ha fatto la differenza, senza contare la ricezione, le battute, insomma Padova è stata superiore in tutto a noi oggi. Adesso c'è la finale terzo quarto posto di cui attendete l'avversaria. Sì, cercheremo di onorare al meglio questa finale e spero che le ragazze trovino un po' di morale, un po' di carica agonistica che si è persa in questa partita in un attimo, però dobbiamo imparare anche questo, a riuscire a reagire nei momenti di difficoltà senza abbatterci troppo. Insomma, i nostri campionati trentini offrono poche partite di tensione di livello agonistico elevato, quindi per noi è importante anche imparare dal punto di vista caratteriale come si affrontano le partite importanti. Allora diamo appuntamento ad Angelo tra poco per la finale terzo quarto posto. Grazie.